Nel corso di una sobria ma significativa cerimonia sono stati messi a dimora alcuni pini marittimi della specie botanica Pinus pinaster, un'operazione che proseguirà nei prossimi giorni con la piantumazione di altri arbusti per un totale di 6 alberi di pino presso il Belvedere FAI della Scala dei Turchi di Realmonte, che si tinge di nuovo verde. Si avvia dunque a conclusione un progetto di riqualificazione paesaggistica del Belvedere FAI, un percorso iniziato nel lontano 2013 con la demolizione di un ecomostro che sorgeva sulla spiaggia e il successivo abbattimento di un secondo immobile che insisteva a picco sulla scogliera. Oggi la piantumazione degli alberi. La comunità di Realmonte è molto soddisfatta, quella di stamattina è sicuramente un traguardo, la direzione, l'ho sempre detto, è quella giusta, che va verso la bellezza e verso la riqualificazione di intere aree. Io per questo ringrazio il FAI e il Comitato di Realmonte, e per quanto mi riguarda un'attività che inizia nel 2016 con l'inaugurazione del Belvedere, quindi l'ecomostro viene abbattuto, c'è del posto alla bellezza e alla legalità. Nel 2017 abbiamo l'ampliamento, quindi un ampliamento del Belvedere ancora, quindi verso verso la bellezza. Oggi step conclusivo, mettiamo a punto l'ultimo progetto, introiteremo questa somma e restituiremo a Realmonte un'area più fruibile e più bella. Questa mattina si conclude un percorso iniziato nel 2016 con la realizzazione di questo Belvedere sulla Scala dei Turchi, un progetto che, se vogliamo, parte più da lontano, nel 2008 con la costituzione del FAI, parte civile nel processo per l'abbattimento del primo ecomostro che si trovava sulla spiaggia della Scala dei Turchi, e poi l'abbattimento del secondo immobile che si trova proprio qui a picco sulla scogliera, e quindi la creazione di questo meraviglioso Belvedere. E ringraziamo la sensibilità del Comune di Realmonte, del sindaco Servino Lattuca, del Comitato Realmonte Città della Scala dei Turchi, il Comitato del FAI, che ha raccolto anche tantissime firme per portare la Scala Turca al 25esimo posto nella classifica al censimento dei luoghi del cuore. Infatti a luglio, lo scorso luglio, è stata anche messa apposta una targa ai luoghi del cuore qui in questo magnifico Belvedere. Quindi l'attenzione del FAI è sempre rivolta verso il territorio, verso la riqualificazione del territorio, ed è, con la piantumazione degli alberi, un regalo di Natale che il FAI fa a tutto il territorio agricolo. È proprio questo l'obiettivo della mattinata, riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali. Nelle scorse settimane non possiamo non aver assistito agli eventi temporaleschi, ai cicloni che hanno devastato intere aree della regione Sicilia, ivi compresa una parte di questo Belvedere, come vedete dalla presenza di 2 pini divelti appunto dalle condizioni meteo. Oggi vogliamo ricreare, dare nuovamente vita a questa parte di territorio, sostituendo innanzitutto i 2 pini abbattuti con 2 nuovi pini marittimi, a cui poi seguirà la piantumazione di altri 4 elementi, e poi l'aggiunta di altri elementi botanici rappresentativi della macchia mediterranea che contraddistingue questo territorio. Quindi un messaggio importante alla comunità per attenzionare le tematiche ambientali e prendersi cura del nostro territorio. E questo è un obiettivo che ci eravamo prefissati lo scorso anno. Per raggiungere lo stesso mi sono adoperato per la creazione di un comitato, il Comitato Realmonte Città della Scala dei Turchi, affinché si raccogliessero delle firme anche sia con l'aiuto delle istituzioni ma anche del panorama associativo qui rappresentato oggi dall'associazione Mariterra, che ha dato un grande contributo nel raggiungimento di questo obiettivo.